Oggi ci sono due casi, due aree ben specifiche, un'area tra la Liguria e il Piemonte e un'area che è nella parte laziale, parte di Roma. Quindi oggi nel Veneto non c'è nessun caso di peste suina, però la sorveglianza è alta, ma soprattutto noi oggi dobbiamo intervenire su quei fattori e quindi su quei elementi che propongono questa peste suina e quindi sugli ungulati e quindi sui cinghiali. Per ora la peste suina non è arrivata in Veneto. I controlli negli allevamenti sono severi per arginare un virus che avrebbe conseguenze importanti per la produzione veneta e padovana. Oggi l'intero indotto a livello regionale è intorno ai circa 200 milioni di euro, mentre per quanto riguarda Padova è intorno ai 38 milioni di euro, quindi una fetta importante di un settore molto importante, ma su questo mi faccia spezzare una lancia importante per i nostri allevatori che utilizzano una biosicurezza all'interno dei propri allevamenti, quindi massima sicurezza per quanto riguarda l'allevamento dei suini nel Veneto e soprattutto anche a Padova. Resta però il problema dei cinghiali veicolo di contagio. Le normative che regolano gli abbattimenti sono troppo stringenti per il direttore della CIA. Vanno riviste ed aumentati i controlli sanitari. Oggi i cinghiali sui colli ugani è un fattore devastante per il mondo agricolo, non si conosce quanti sono oggi i cinghiali, si pensa quasi dai 10 ai 12 mila esemplari nei colli ugani e oggi anche le pianure dei colli ugani e zona di Este, zona di Vallette, anche là circa 2000 cinghiali sono presenti, quindi oggi c'è la necessità di intervenire in maniera drastica su questo divulgarsi di queste attività dei cinghiali, quindi intervento mirato per quanto riguarda la cacciagione.